Paolo Fregonese, segretario generale Filca CISL Friuli Venezia Giulia. Come va il settore delle costruzioni in questo territorio, anche in relazione alla transizione verde? Allora, il settore delle costruzioni è un settore molto legato ai lavori pubblici e a una fiscalità incentivante sia in ambito privato e soprattutto in ambito pubblico. È chiaro che di fronte a queste nuove sfide la transizione diventa una grande opportunità per il settore delle costruzioni, un'opportunità però che ha bisogno di regole definite nel tempo e soprattutto serve anche una fiscalità per le famiglie per poter gestire e poter fare i lavori previsti dalla normativa europea sul piano casa. È sicuramente un'opportunità enorme, è chiaro che però bisogna cercare di mettere insieme le sfide e le opportunità. Se si riesce a mettere insieme queste due cose qua, per il settore sicuramente sarà una grande svolta dal punto di vista lavorativo e soprattutto dal punto di vista occupazionale, ma soprattutto l'obiettivo è quello di rimodernizzare il nostro paese. La transizione ecologica impatterà anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? L'uso di nuove tecnologie potrebbe andare ad portare dei cambiamenti anche in questo senso? Il tema della sicurezza, della salute e la sicurezza è un tema che ha la priorità assoluta per la Filca CISL. È chiaro che il nostro compito come sindacato non è solo quello di tutelare i lavoratori, ma il nostro compito come sindacato è anche quello di tutelare il cantiere stesso dalle irregolarità, sia dal punto di vista della legalità, ma soprattutto anche monitorare costantemente il tema della sicurezza. È chiaro che noi abbiamo tutta una serie di strumenti perché il nostro patrimonio, il settore delle costruzioni è un patrimonio importantissimo che è la bilateralità. Noi abbiamo le scuole edili che quotidianamente trasferiscono competenze e professionalità ai lavoratori edili, anche in prospettiva della transizione ecologica, perché chiaramente il cantiere di oggi non è il cantiere di 20 anni fa, il cantiere di oggi c'è molta più tecnologia, c'è molta più innovazione e chiaramente serve molta più professionalità. Noi attraverso le scuole edili sicuramente stiamo facendo un ottimo lavoro perché stiamo già anticipando un po' queste professionalità che il mercato nei prossimi anni chiederà per gestire poi i cantieri. Quanto conta il dialogo sociale nella transizione verde? Potrebbe diventare parte della contrattazione in azienda? Allora, è chiaro che questo cambiamento epocale ha necessità chiaramente di avere delle figure, innanzitutto professionali dal punto di vista delle competenze importanti. È chiaro, è fondamentale che bisogna mettere assieme le varie cose, bisogna mettere insieme l'innovazione, le competenze, il fattore umano che diventa fondamentale soprattutto per anche avere una preparazione adeguata per poter gestire questa transizione. È chiaro che tutto questo noi lo possiamo gestire all'interno della bilateralità, che ripeto è un luogo che diciamo, ha più fattori dal punto di vista contrattuale sicuramente, noi abbiamo gli integrativi territoriali su ogni cassa edile che permette un po' di entrare nel merito delle questioni, ma è determinante il ruolo che il lavoratore e l'impresa che condividono un percorso insieme per poter realizzare qualcosa, questo è il grande tema. Qual è la posizione del sindacato, in particolare della Filca CISL, rispetto alla transizione verde? Allora, è una posizione sicuramente articolata, vede grandi opportunità per il settore, però è altrettanto vero però che bisogna cercare di inquadrare un po' il contesto e di cosa si parla. È chiaro che noi dobbiamo partire da un dato su cui veramente fare dei ragionamenti importanti, che il settore immobiliare del nostro paese è completamente diverso rispetto ad altri paesi. Il 75% del nostro patrimonio immobiliare è energeticamente inefficiente. È un dato allarmante ed è una vera emergenza per il nostro paese. È chiaro però che l'idea non è una logica espansiva, ma ricostruire quello che è costruito. Io credo che questa sia la parola chiave rispetto alla transizione ecologica, cercando di mettere insieme chiaramente più fattori, ma se si riesce a mettere insieme, come dicevo prima, le sfide e le opportunità, sicuramente è un passaggio che riuscirà a proiettare il nostro paese all'avanguardia.